C'entro anch'io. C'entro anch'io. Di nuovo qui a Centro Anch'io, speciale C'era una volta. Ciao Federica, ciao a Carletto. tutti, bentrovati al caminetto, anzi al caminetto, al caminone. Esatto, ci sto in piedi. Museo, staresti in piedi il Museo della Civiltà Contadina. Oggi vi raccontiamo un attrezzo che è una meraviglia, sicuramente Bellissimo. qualcuno di voi lo ricorda, l'ha visto utilizzare o addirittura lo ha utilizzato, l'ha usato. È il stamp del Sau, perché il sapone ora noi lo acquistiamo liquido, Sì, pochi ancora in polvere. saponetta al supermercato, ma una volta, Federica, Si tadan, usava questo, che era il famosissimo stamp del Sau. Si aprivano le alette, si poggiava per terra e con lo strutto rancido, le fonne, non sbattia via niente una volta, con lo strutto rancido lo facevano bollire con della soda caustica, bollire piano piano e poi lo piano. facevano ovviamente Lo mettevano nello stampa, le più brave, scaldare. le mettevano anche una foglia di salva piuttosto che rosmarino, per dare un aroma, una profumazione. E poi appunto si versava tutto il contenuto di questo in questo stampo e fino ad asciugare, e poi quando era asciutto si alzava in lalette, quindi rimaneva Bravissimo. solidificato e si otteneva appunto un sapone molto rozzo ma efficace. Eccolo qui, noi lo abbiamo, ovviamente è già stato realizzato e ve lo ricordate, eccolo, questo Così, è questo il sapone estratto dal è il stamp Sau. del Sau. Sì, è Sau. Lo appoggiamo qui ed ora vediamo un po' come sono andate le interrogazioni in centro a Brescia. Anche oggi alla scoperta di qualcosa di antico con una signora che antica non è, perché è giovane. Quasi. Si chiama signora? Laura. Laura, lei è di Brescia? Ora sì, io prima però abitavo a Sant'Anna, al quartiere Sant'Anna. E comunque sempre della città. Brescia, certo, senz'altro. Questo è semplice, diamo un'occhiata a questa immagine, è davvero semplice. In italiano è un macina caffè. Macina caffè manuale, ovviamente, perché c'è... Manuale. Masni del caffè o trepè. No, si dice masni del caffè o trepè, sono due cose diverse. Sì, appunto. Sono due cose diverse. Qual è quello corretto secondo lei? Masni del caffè. Certo, masni del caffè, il trepè Trepè non so. è un trepiede, è un'altra cosa. Ah, no, non lo sapevo. Tra nulla, oppure serve per tostare il caffè, il trepè con una specie di fornelletto, un arnese, però è un'altra cosa, sempre comunque legato al caffè. E il masni del caffè, cioè il macina caffè. Ma lei l'ha visto ancora, magari in casa di qualcuno? Non mi ricordo, se devo essere sincera non mi ricordo. In casa nostra no. Noi siamo sposati da più di 40 anni, però in casa nostra no. A casa di mia mamma Bisognerebbe andare un po' a rovistare la chiesa, però probabilmente o c'era o chi. Va bene, tempo. grazie, tante cose. Lei, arrivederci, grazie. E brava Laura con il masni del caffè. Va bene. Allora, guardate Federica, un momento storico perché sta pure fingendo di lavorare. Già, e non è facile. E non è facile. Si è accomodata sulla morso. La morsa del Scarpulì. Del Scarpulì. E guardate che è un attrezzo davvero particolare, originale, perché è un mollettone praticamente. Esattamente, Federica, no? bravo. Il principio è per quello. cucire il cuoio era difficilissimo, dovevano tenerlo fermissimo per cucire, per fare i buchi nel cuoio, era molto faticoso, quindi doveva essere stretto. O ti trovavi qualcuno che te stava lì parecchi minuti Maciste. fermo a tenerlo bello stretto. Esatto, ed era un'operazione impossibile. alquanto difficile, oppure si collocava questo pezzo di cuoio, immaginatelo, su questa morso. All'interno di questo. Il Scarpulì, ma insomma non solo proprio lo Scarpulì, magari anche nelle case il papà, l'uomo più capace. Sì, per la maggiore era l'ero Scarpulì. Era un lavoro di questo tipo, lo cuciva, lo attrezzava. Facevano i buchi, cuciva Esatto. dentro. Per poi farne l'uso più... Le cinture piuttosto che più giusto. gli stivali. Va esatto. bene, eccolo qua, la morsa e la morseta. Vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. C'entro anch'io.